Eccoci insieme. Mi segnalano che c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno dottoressa, sono Sebastiano da Abano. Buongiorno Sebastiano, prego. Io sentivo il suo ospite che parlava che aumentano perché c'è l'aumento della plastica, del legno e di tutte le materie prime. Ora io dico, noi ci lamentiamo che acqua non ce n'è, giustamente, ma quanto stiamo inquinando ogni giorno con tutta questa plastica che dicevano che doveva essere abolita, non ci doveva essere più la plastica, però io continuo a vedere sempre plastica in tutte le cose che compriamo noi, ci sono parecchie plastiche. Anche io lavoro presso un hotel a Rabano, arrivano i fruttivendoli, portano le cassette di plastica, poi queste cassette di plastica vengono buttate via perché naturalmente non se li riportano indietro e quindi vengono riciclati. Invece di essere riciclati, buttarli via per portarli alla fabbrica, se se li riporterebbero loro e li porterebbero di nuovo alla ditta che produce, sarebbe ancora meno inquinamento, perché stiamo inquinando sempre di più e se non c'è più pioggia c'è anche questo inquinamento che dobbiamo risolvere il problema, altrimenti con gli anni l'uomo sparirà, perché la natura può rimanere senza l'uomo, siamo noi che non possiamo rimanere senza la natura. Finché non adottiamo questa politica non abbiamo capito nulla. La ringrazio dottoressa e complimenti per la trasmissione. Grazie signor, ringraziamo il signor Sebastiano che ha telefonato. Ha posto una questione molto interessante e spieghiamola. Per carità è plastica che poi forse si ricicla, adesso non so se fa parte della riciclabile oppure no, perché non tutto è riciclabile. Però effettivamente c'è un problema di ricircolo, anche di igiene, se ne parlavamo anche col mercato ittico, la stessa cosa, ci sono questi imballaggi di polistirolo che devono essere cambiati ogni volta, si accumula tantissimo polistirolo, in parte va anche disperso perché è leggerissimo e si continua a spendere con dei costi eccetera. Non è possibile utilizzare anche materiali riutilizzabili a sua volta per evitare tutto un sistema che poi danneggia l'ambiente, che poi sappiamo quel che succede, e costi anche di energia e conseguenze ambientali. Sì, guardi, la questione dell'inquinamento è una questione che ha posto il nostro ascoltatore che è corretta, cioè noi oggi sempre di più dobbiamo avere quella cultura del riciclo e soprattutto quella cultura del riciclo appunto di mettere in campo tutti quegli elementi per cercare di riciclare tutto. Ma c'è una norma che costringe gli agricoltori a mettere la roba in quelle cassette? Su questo guardi, la provincia di Padova è stata una delle prime province d'Italia a adottare ancora 15 anni fa un progetto che insieme con la Camera di Commercio, insieme con la provincia di Padova, insieme con le organizzazioni agricole, si chiama progetto Azienda Pulita, che ha proprio questo obiettivo. Cioè oggi Azienda Pulita è un progetto di Padova, che poi ci ha seguito anche altre province del Veneto, che mette insieme circa 7.000 aziende agricole e queste ogni settimana in maniera alterna sui vari punti di raccolta portano i rifiuti dell'agricoltura, quindi portano i sacchetti del concime, portano i sacchi del polistirolo, portano tutti quei rifiuti che sono stati prodotti appunto dall'attività agricola. Era la prima provincia d'Italia e su questo, guardi, ci è stato dato molto capacità anche divulgativa a livello regionale e anche a livello nazionale. Quindi l'inquinamento su tutto quanto questo è un aspetto importante che il mondo agricolo non si sottrae e soprattutto non si sottraggono le 7.000 aziende agricole che oggi sono coinvolte in questo grosso progetto che parte da 15 anni fa. Carissima Elena, ormai i problemi sono solo la guerra e gli oligarchi russi, tutto il resto è inesistente, solo sull'informazione regionale se ne parla ma niente sul nazionale, bravi. E quindi complimenti anche a voi. Velocissimo il problema però della gestione delle persone, quindi quello che sottende a questa questione è altrettanto importante, vero? Quella del caporalato? Caporalato, quindi sì. Beh, insomma. Spieghiamolo cosa si tratta, cos'è il caporalato? Beh, insomma, intanto bisogna capire bene di cosa si parla. Quando si parla di caporalato guardiamo sempre le immagini per la televisione, vediamo
queste persone purtroppo che sono trasportate da una parte all'altra dei vari territori nazionali, soprattutto per la raccolta del pomodoro. Però guardi, il caporalato non è solo questo, il caporalato è appunto intermediazione, il caporalato sono anche condizioni di lavoro dei nostri lavoratori, il caporalato è anche condizioni di vita, e quindi quando si parla di caporalato si parla di tutto quanto questo. E lei, mi dice chiaramente, ma nel Veneto c'è il caporalato? Beh, sicuramente nel Veneto c'è il caporalato, sicuramente sì, però ecco, diciamo che la stragrande maggioranza delle nostre aziende agricole sono aziende che cercano sempre di più di trovare condizioni migliori per i propri lavoratori, sicurezza sui posti di lavoro e no intermediazione. Certamente ci sono anche sacche di caporalato, ma guardi, le sacche di caporalato vengono fuori perché? Perché con un fatturato di quasi 6 miliardi di euro che è la produzione vendibile agricola del Veneto, sicuramente si possono innescare, si possono inserire queste forme di caporalato di malavitosi che danno la manodopera a bassa manovalanza proprio a un sistema che oggi è in difficoltà. E quindi ecco, su questo dobbiamo intervenire con grande professionalità, con una formazione importante e con un'informazione altrettanto importante alle nostre aziende agricole per rimanere in regola e per rimanere nel mercato. Però oggi si parla di questo, ecco, e quindi e poi si trasforma poi nella vendita dei prodotti. Adesso qualche prodotto che andiamo al supermercato e vediamo che, e non dico nel tipo e nella marca di questo prodotto, vediamo a 2 euro per confezione, quando invece mediamente questo prodotto ne vale 20 e viene venduto a 2 euro, beh, qualcuno si deve far capire anche il fatto che quei 2 euro là probabilmente, oltre alla qualità di quel prodotto, bisognerebbe capire in che maniera è stato fatto quel prodotto e cosa incide tutto quanto questo. Ecco, quindi ci vuole quando si parla di caporalato è un sistema molto importante che va diffuso in tutti noi, ma soprattutto anche va compreso con tutti noi nei nostri gesti quotidiani che noi facciamo quotidianamente nel momento in cui andiamo a comprare un prodotto nel supermercato. Chiunque vive sulle Alpi sa già quanto sono arretrati gli acciai, però non si muove niente fino a quando il problema non sarà irreversibile ai noi. C'è un altro problema del decreto flussi, perché secondo il decreto flussi solo 250 operai agricoli addetti alle operazioni di raccolta sono stati concessi alla provincia di Padova, quando ce ne sarebbe un'esigenza maggiore. Stiamo parlando di stagionali, stiamo parlando di persone che dovrebbero essere messe in regola, provenienti, ci sono varie provenienze tra l'altro. Qual è quella problematica? Come mai così pochi? Beh, guardi, noi oggi a Padova abbiamo necessità di avere circa 4.000 stagionali per la raccolta delle varie attività, della raccolta dei nostri prodotti per l'attività agricola. Solo provincia di Padova 4.000? Sì, sono circa 80.000 a livello regionale. E di questi sappiamo che il 65% sono anche italiani. Il resto chiaramente è extraeuropeo e quant'altro. Ecco, su questo abbiamo necessità di avere il decreto flussi che ci dà la possibilità di mettere in regola, e quindi ne parlavamo prima del caporalato, ma mettere in regola seriamente questi operai agricoli che vengono nei nostri territori per la raccolta della frutta o delle attività agricole. Ecco, noi a Padova abbiamo necessità più o meno circa di 1 migliaio di stagionali. Il decreto flussi ne passa 250. Sono difficoltà che le aziende agricole oggi hanno, e quindi la difficoltà di andare a reperire manodopera. Però nel reperire manodopera noi da una parte c'è il decreto flussi, dall'altra parte c'è la grande burocrazia per far tutto ciò, e quindi noi ancora una volta ritorniamo nel ragionamento di sburocratizzare anche questo tipo di lavoro e questo tipo di attività per la messa in regola dei nostri lavoratori, in maniera tale che sono in regola, però ci vuole meno burocrazia su tutto quanto questo. Per fare tutto ciò ci vogliono i voucher agricoli, questo esatto. è il punto, l'elemento che non ci sono, non sono tornati. Erano stati fatti qualche anno fa, sì. Poi erano stati utilizzati da tanti altri settori, l'agricoltura ne utilizzava il 2% rispetto a tutto il sistema nazionale che veniva utilizzato. Era un sistema importante che dava la possibilità alle nostre aziende di reperire manodopera quasi immediatamente e di metterli in regola
con semplice vaglia postale. I famosi pensionati, certo, giovani i pensionati, che magari... i studenti o i disoccupati, e quindi dà la possibilità alle nostre aziende di superare tutto quanto questo. Oggi questo non c'è, quindi oggi è anche la necessità della burocrazia che mette in difficoltà, insomma, le nostre aziende per fare appunto le assunzioni. Detto tutto questo, chiaramente noi oggi ne abbiamo necessità di assumere manodopera. Ecco, su questo abbiamo necessità anche che la domanda, e quindi da parte delle aziende agricole, e l'offerta da parte dei lavoratori si incontri, quindi abbiamo necessità di avere anche strumenti agili e immediati in cui la domanda e l'offerta si incontrano in maniera tale da dare la possibilità alle aziende agricole di assumere manodopera e soprattutto per quelli che vogliono dare la manodopera di cercarla nel nostro territorio. Questo non c'è ancora e quindi siamo in difficoltà anche su questo. Un altro messaggio, la notizia che nel 2060 il Cile centro-nord esaurirà totalmente le sue riserve di acqua dolce è passata sotto silenzio, tanto il Cile è lontano, ma poi... Ma poi si verifica anche qua, nel senso che il problema del Cile è un problema che abbiamo anche noi, lo diceva prima il nostro telespettatore, il problema dei ghiacciai, quindi il problema dei polmoni che noi abbiamo e le necessità che noi oggi abbiamo necessità di avere è proprio questo, e quindi gli eventi climatici, i cambiamenti climatici portano a questo, e quindi su questo dobbiamo mettere in campo, al di là della riduzione della CO2 e quindi la riduzione anche delle temperature, che oggi dobbiamo intervenire con politiche molto importanti su questo, e l'agrofotovoltaico può essere un'opportunità per le aziende agricole, ma anche dà la possibilità di fare tutto quanto questo. Dall'altra parte dobbiamo inserire quei progetti che diano la possibilità alle nostre aziende di avere l'acqua quando ce n'è bisogno, quindi i piccoli bacini e impianti pluririgui. Agrofotovoltaico sarebbe? L'agrofotovoltaico sarebbe tutto intanto degli impianti fotovoltaici messi nei tetti delle stalle e nei tetti delle aree non agricole. Tetti quindi? Tetti, per carità, perché il suolo deve servire agli agricoltori per la produzione, perché se da una parte abbiamo necessità di produrre, dall'altra parte leviamo suolo per la produzione, andiamo in controcircuito su questo, e quindi oggi abbiamo necessità che il suolo rimanga suolo per quanto riguarda le nostre aziende agricole per la loro produzione. Quindi fotovoltaico sui tetti, sulle aree dismesse, sui parcheggi e sulle stalle nostre. Dall'altra parte l'agrofotovoltaico invece è un'ulteriore tecnica di fotovoltaico che è innovativa, e quindi essendo innovativa va ricercata, va capita, va valutata, in cui gli impianti, i pannelli fotovoltaici vengono messi su strutture alte circa 3 metri, in cui sotto di queste strutture vi è la possibilità di coltivare ancora il terreno, sia con la produzione di ortaggi e anche di altre colture. Su questo si sta lavorando, le varie università stanno lavorando per avere progetti concreti, abbiamo delle esperienze importanti del centro e del sud Italia, vedremo se questo può essere anche un'opportunità per le nostre aziende. Sì, sostenibilità ambientale poi, perché c'è anche il problema quando piove poco, se poi l'acqua sotto arriva. Ah beh, certo. E quindi anche questa piccola valutazione, perché tante volte si procede così perché c'è il business ma non si tengono conto di piccoli particolari importanti. Siamo in chiusura, ma solo la domanda: a fronte di questa situazione che abbiamo riscontrato di mancanza, tanto per cambiare, anche di quest'anno di personale per la raccolta eccetera, di voucher che non ci sono e di decreto flussi, l'agricoltore cos'è che fa? Cos'è che consiglia? Guardi, una parte dell'agricoltura e quindi tutta quella parte del vitivinicolo, oramai l'80%, se non in situazioni di dipendenza particolare, la raccolta viene fatta con le macchine automatiche e quindi riducendo chiaramente la manodopera. Dall'altra parte le nostre aziende con molta difficoltà stanno ricercando personale, e quindi su questo c'è difficoltà nel reperirlo, perché poi anche raccogliere un frutto comunque di un'esperienza particolare, perché si fa presto a rompere il frutto o metterlo in maniera non corretta all'interno delle proprie cassette, però ecco, su questo le aziende con molta difficoltà stanno ricercando manodopera. Quindi noi oggi dobbiamo cercare di dare quello che dicevo prima, dare la possibilità
alle aziende di avere quei canali di domanda e di offerta in maniera tale da dare la possibilità alle nostre aziende di avere manodopera a sufficienza per la raccolta e per le attività agricole nel proprio territorio. Maurizio Torini, grazie mille. Abbiamo affrontato tante questioni, però tutte molto importanti, tutte di grande attualità e urgenza. Grazie a voi, grazie alla CIA di aver collaborato con noi, CIA Padova di aver collaborato con noi. Grazie a voi di averci seguito, partecipato con i vostri messaggi, le telefonate. Naturalmente ci rivediamo presto domani.